Allora, iniziate a prendere il foglio, lo piegate a metà in questo modo, come ho già fatto io, vedete? Ottenete una specie di computer portatile, vero? Sullo schermo, fate finta che questo sia lo schermo del vostro computer, disegnate un paesaggio, un qualcosa che vi piace, un oggetto, però anche con il suo ambiente, il suo contesto, diciamo, e lo disegnate in questo rettangolo senza superare la piega che avete fatto, va bene? L'ambiente e i bambini, due delle cose più pure e importanti perché rappresentano il futuro. Ambiente e bambini, due alleati formidabili quando le basi sono importanti. Questi bimbi della terza A della scuola elementare Santa Maria di Cittadella hanno partecipato al progetto scuola dell'Unione Veneta Bonifiche della Regione, che si chiama Acqua, Ambiente e Territorio, alla scoperta dei consorzi. Thomas, cosa stai disegnando? Una nave pirata. Boh, dicelo forte forte. Una nave pirata. Come mai? Perché mi piacciono tanto. Tu invece? Che bel gattone. Un gatto. Sei bravissima, ti piacciono i gatti? Hai un gatto a casa? Ne ho 10. E qui invece? Un portamacchine. Un portamacchine? Cioè, spiegaci bene. Un garage. Continuiamo qui. Vedo qualcuno di feroce. Chi è questo? Un ghepardo. Ti piacciono gli animali selvatici? Sì. Ti piacerebbe averne uno a casa? Sì. E dove lo terresti? In garage. E tu? Un coniglio. Come mai hai scelto il coniglio? Perché mi piacciono molto i conigli. Ne hai uno a casa, lo vorresti? No, lo vorrei. L'hai già chiesto magari? No. Cosa ti direbbero secondo te? Mio papà si arrabbierebbe perché ci mangia tutto il giardino. Allora adesso, giù, fatto il disegno, costruiamo una cosa particolare che si chiama mascherino. Vi darò un altro foglio bianco, lo piegate allo stesso modo, poi ci fate un segno così, un piccolo rettangolino, ok? Con la forbice ritagliate i due lati più corti e piegate la linguetta, ok? Poi quando l'avete piegata bene la ritagliate in modo che venga proprio una specie di rettangolino vuoto, Alla fine aprirete il vostro foglio, otterrete una finestrella, un mascherino si chiama. Nonostante siano nativi digitali questi bimbi, qual è stata la loro reazione? Anche perché magari sono più ambientalisti degli adulti spesso, no? Allora, la tematica è importante, quella dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente. Noi lavoreremo sulla palude di Onara, che è una palude che è stata bonificata quindi dai consorzi e dalla Regione Veneto e l'hanno resa visitabile, quindi si parla di turismo ecologico, si parla di tutti questi aspetti. E sono i primi bambini che rispondono, infatti come avete visto sono tutti disegni legati all'ambiente, no? Al paesaggio, alla natura, agli animali. Qua c'è un disegno già tutto colorato, cosa hai fatto? Un serpente. Come mai? Mi piace i serpenti. Non hai paura dei serpenti? No, Se ne incontrassi uno cosa faresti? non lo so. E qui invece cosa c'è? Un paesaggio. Una bellissima farfalla anche. Sì. Ti piacciono particolarmente le farfalle? Come mai? Non lo so. Cosa ti ispira? Cioè una farfalla ti dà, non so, il senso, Colori. il fatto che voli, il senso di libertà? Ti piacerebbe essere una farfalla? Tu invece stai andando avanti, qui cosa stai facendo? Una collina con una casa. Che cos'è? Raccontaci, secondo te. Un paesaggio di montagna. Ti piace andare in montagna? Non tantino, però dai, ci A arriviamo. disegnarla, sì. Sì. E qui invece? E un parco degli animali. Quanti animali ci sono? Raccontaci. C'è un uccello, no, 2. Poi c'è un cervo, dei pesci e degli scarafaggi. Degli scarafaggi anche. Sì. Come mai gli scarafaggi? Perché mi fanno ridere. E nel tuo disegno? È un paese di campagna.
c'è un cane, che è il mio cane, con degli alberi di frutta. Come si chiama il tuo cane? Gaia. Un cane com'è? Tu lo porti in giro? Oh no, non è proprio mio, è che abita vicino a casa mia e... È come se fosse tuo però. Sì. Allora Giada, intanto raccontami il tuo disegno. Un parco con 2 alberi e degli animali, un cane e un gatto, un uccello una mamma uccello col suo uccellino e un picchio. Senti, invece quello che hai ritagliato prima, ci racconta a cosa serve? Ce lo fai vedere? È un mascherino che ho fatto così e qui l'ho rifatto in grande. C'è una bellissima giraffa qui, eh? Sì, vero. E ci fai vedere il mascherino a che cosa serve? Il mascherino serve, lo metti su un punto dove ti piace di più e poi dall'altra parte dove era tutto vuoto lo disegni più grande. Il mascherino serve per prendere una parte di disegno e ingrandirla per capire bene cos'era quella cosa che avevi disegnato. Per esempio, facci vedere. Io ho preso un fiorellino che è questo qua. Prendi pure il mascherino. L'ho fatto così. E poi? E poi l'ho disegnato qua sotto più in grande. Così si vede meglio. E chi sono Alex e Flora? Alex e Flora sono 2 personaggi che accompagneranno i bambini in questo percorso e sono effettivamente 2 mascotte, chiamiamole così, protagoniste di un diario che noi abbiamo dato ad ogni classe che ha partecipato al laboratorio, dove ci sono delle schede tecniche, ci sono delle schede di lavoro e dove si vengono spiegati i ruoli dei consorzi, cosa fanno e in maniera diciamo giocosa però danno degli spunti per poter lavorare in classe anche autonomamente al di là del laboratorio del mio intervento nelle classi. Sono stati 5 gli istituti comprensivi coinvolti in Veneto, un'esperienza per 400 bambini. Si è parlato del ruolo e dell'attività dei consorzi di bonifica, toccando temi di interesse come la salvaguardia idraulica del territorio, l'uso della risorsa idrica a fini irrigui, i cambiamenti climatici, le innovazioni realizzate in campo ambientale e l'energia idroelettrica, al fine di comprenderne la rilevanza e adottare di conseguenza comportamenti improntati alla sostenibilità e alla conservazione dell'ambiente in cui viviamo, con particolare riferimento alla gestione e al consumo consapevole dell'acqua, dando visibilità e valore alle azioni quotidiane dei soggetti che operano tutto l'anno sul territorio, come appunto i consorzi. Vi ho dato delle vignette di una storia della Pimpa, ok? Sono tutte, ve le ho date in ordine sparso. Il vostro compito sarà quello di riordinarle guardando e osservando ogni vignetta. Non dovete scrivere nei fumetti, che io ho cancellato, avete visto? Non c'è scritto niente. Allora, prima cosa da fare è guardare ogni vignetta, cercare di capire la storia. Che cosa state facendo? Raccontaci. Il professor Ferronato ci ha dato delle figure, noi dovevamo ordinarle e adesso stiamo cercando di costruire tutte le figurine formando una storia e stiamo provando a spiegarla. Secondo te questa è la sequenza giusta, quella che avete fatto? Sì. E che storia hai, capito? Sì. Diccela. Che la Pimpa si vede che suona il telefono e risponde e che c'era il suo amico al telefono che voleva la chiamata e gli dice il suo amico che possiamo andare allo spettacolo dei burattini e la Pimpa dice sì. Secondo te perché Tommaso vi ha fatto fare questa cosa? Cosa pensi? Per farci ricordare tipo delle storie avevamo visto prima. Ma per esempio che cosa ti viene in mente di quello che avete fatto? Che tipo siamo andati a Venezia, abbiamo fatto tante foto e mi sono divertito e basta. Secondo te, perché vi ho fatto fare questo lavoro qua? Pensiamo
al fatto che dobbiamo costruire la nostra storia a fumetti, no? Anche noi abbiamo tutte le foto fatte, vero? Nella palude. E come cosa dobbiamo fare adesso? Cosa avete fatto voi? Abbiamo pensato quale parole mettere e avevamo messo in ordine le foto. È proprio questo, l'ordine da dare a tutte le foto che abbiamo fatto, perché le abbiamo scattate anche in momenti diversi e quindi poi bisognava riordinarle ad una. Avete scritto la storia con i maestri, si chiama I racconti della palude, poi penso che cambieremo il titolo, forse ci metteremo intervistando l'ambiente e abbiamo costruito una specie di TG, vero? Un TG ambiente, benissimo. Allora, ci sarà un conduttore, una conduttrice, bisognerà scegliere chi. Ci sono le maestre che parteciperanno, come mi avete messo qua nella storia. Vedete, le abbiamo divise per scene. Però bisognerà decidere chi sono questi personaggi, chi sarà il conduttore, chi sarà la conduttrice. Qua bisognerà fare un casting come proprio i veri e propri personaggi dello spettacolo. Chi vedremo chi si propone e chi no. Ok? Per far parlare gli alberi cosa facciamo? Mettiamoci gli occhi e le bocche. E le bocche? E come li facciamo? Ricoloriamo gli alberi? No. Ah, boh. Come? Con i fogli, Quindi disegneremo degli occhioni, le bocche rosse magari, vero? E poi le ritagliamo e le appiccichiamo. Come? Uno scotch che poi togliamo, vero? Senza inquinare la palude, se no è inutile che facciamo il lavoro sulla palude e poi la inquiniamo, vero? I bimbi sono stati accompagnati per tutto l'anno scolastico attraverso laboratori multimediali, lezioni in aula, visite guidate ai luoghi di bonifica. Alla lezione inaugurale è stato loro consegnato il diario di Alex e Flora, la scoperta del meraviglioso mondo dell'acqua, un vero e proprio supporto consegnato alle scuole aderenti al progetto per aiutarle nelle loro attività extrascolastiche. Allora adesso attenti, perché dobbiamo fare, prima di andare a fare le foto nella palude, bisogna sapere come fotografare. Allora, ognuno di voi verrete a due, uno farà il modello e l'altro farà il fotografo, poi vi scambierete il ruolo, ok? Sì. Facciamo una figura intera, com'è la figura intera? Fotografa Francesca cosa sta facendo? Sto fotografando un mio amico. Ma com'è come modello? Non lo so. No, ma intendevo sta fermo, insomma, non in quel senso. Ah, sta fermo, sì. E tu cosa devi inquadrare? Cosa facciamo? Dalla testa il busto. Questa è una scuola, possiamo dire, un po' speciale. Questa è veramente una scuola speciale. Abbiamo docenti speciali, bambini speciali. E la nostra specialità sono i progetti e i concorsi. Partecipiamo a tutto ciò che può essere utile sia per loro dal punto di vista didattico e qualche volta anche dal punto di vista finanziario per promuovere altri progetti. E questo è anche un bel esempio di una scuola aperta, perché insomma voi fate entrare in classe per esempio dei formatori e dei progetti. Noi come scuola a tempo pieno crediamo molto nei progetti e soprattutto vediamo che danno dei risultati anche per i ragazzi, per la formazione e anche proprio per creare in loro un'apertura mentale. Cioè essere sempre pronti e anche elastici a qualsiasi iniziativa venga loro proposta che possa essere allo stesso tempo formativa. Lei ha in mano cosa? Ci spieghi? Io ho in mano un fumetto che, dal titolo Intervista all'ambiente, e questo fumetto ha avuto tutto un percorso dalla progettazione alla stesura e siamo trasformati in piccoli attori, comprese le docenti, e abbiamo intervistato gli alberi, abbiamo fatto parlare gli alberi e dire un po' anche la loro nei confronti anche dell'uomo che tante volte deturpa il paesaggio. L'Italia è un paese in cui di scuola si parla solo per mancanza di fondi piuttosto che di strutture. Cosa vuole che le dica? C'è tanto volontariato e questo tante volte si possono creare anche delle buone opportunità anche senza i mezzi. Qualche volta bisogna essere anche un po' coraggiosi, l'Italia deve essere più coraggiosa anche in questo.
tutela l'ambiente, sarai vincente! Bravi!